ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Patroclo! Era il 7 di luglio del 1970 e cominciava così Alto Gradimento, geniale trasmissione di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, l'immenso Giorgio Bracardi e Mario Marenco, troppo intelligente per essere un attore, disse di lui Federico Fellini. Ed era giusto cominciare appunto con James Last, Rock Around the Clock Medley del 1968, che molti di voi avranno riconosciuto, era la sigla originale di Alto Gradimento. Cara Sveva, buonasera, buon lavoro a te, ben trovata, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1028 di oggi, lunedì 7 di luglio del 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma ricordate inoltre che fesso chi non lo legge, perché vi perdete radiolibertà.net, che è un bellissimo giornale online all'interno del quale troverete gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, le videopillole e molto altro ancora. Ma adesso noi iniziamo con le nostre solite coordinate: 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete telefonare quando lo dirò io. Ma adesso, Sveva, se sei pronta, vai pure con il diritto e il rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi. Quarant'anni fa, dice il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, i leader europei scelsero la bandiera comune dell'Europa, blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù di Israele disposte in cerchio. Un simbolo questo dei nostri valori di libertà e delle nostre radici giudaico-cristiane. Francamente non ho mai sentito questa interpretazione. D'altra parte Tajani è di casa nella UE, infatti è stato a lungo parlamentare europeo, 2 volte membro della Commissione ed anche uno stimatissimo presidente dell'Eurocamera di Strasburgo.
Ecco perché mi sono voluto documentare sul tema e ho trovato il testo con cui si arrivò alla scelta definitiva. Questo testo diceva testualmente: sullo sfondo blu del cielo del mondo occidentale, le stelle rappresentano i popoli dell'Europa in un cerchio, simbolo di unità, proprio come i 12 segni dello zodiaco rappresentano l'intero universo. Le 12 stelle d'oro rappresentano tutti i popoli dell'Europa, compresi quelli che non possono ancora partecipare alla costruzione dell'Europa nell'unità e nella pace. Questa è la dichiarazione testuale. Insomma, il manto della Madonna non c'entra nulla. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, cara Sveva. In realtà, allora, è mezza e mezza la storia, perché la bandiera dell'Europa è vero che nelle intenzioni del suo autore, che era un disegnatore appunto belga, sì, era devoto appunto alla Madonna delle apparizioni di Rue du Bac a Parigi, dove la Madonna era apparsa a Sor Caterina Labouré ed era poi apparsa anche all'ebreo romano Alphonse Ratisbonne, il quale, se mal non ricordo, si era anche convertito. Detto ciò, è vero che l'ispirazione per l'autore è stata mariana, anche se lui non ha diciamo precisato questa cosa quando si è presentato alla gara per il vessillo europeo. Detto ciò, poi si è deciso appunto di prendere questo vessillo, viene data l'altra interpretazione, però al di là dell'interpretazione che vi ha raccontato Pierluigi Magnaschi, che è vera, attenzione, è vero altrettanto che l'ispirazione di chi disegnò la bandiera europea era un'ispirazione mariana. Bene, Antonino, allora, adesso Antonino, mi noi... senti? Sì, dimmi Abbiamo il Sveva. senatore in linea. Perfetto, allora sigla e andiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io ho il piacere di ritrovare al telefono Nino Germanà, vicepresidente dei senatori della Lega e commissario della Lega per la Regione Sicilia, il quale oggi ha rilasciato una dichiarazione, diciamo, abbastanza puntuta verso la CGIL. Ve la leggo. La CGIL si occupi di organizzare referendum, visto il grande risultato delle consultazioni celebrate poche settimane fa, e lascia alla Lega il compito di fare l'interesse degli italiani con un'opera che porterà più di 100.000 posti di lavoro e ricchezza a tutto il paese. Qual è quest'opera? E provate a indovinare. Il ponte sullo stretto. Buonasera senatore, ben trovato. Buonasera a voi, piacere sentirvi, stare un po' con voi. Eccoci, allora, grazie. Cosa sta succedendo con la CGIL, senatore? Ma no, niente di nuovo, probabilmente vogliono prendere un'altra scoppola, come si dice alle nostre parti. Ma è assurdo che ci possa essere un sindacato. Il sindacato, diciamo, mi sembra naturale, no? Nasce per proteggere i lavoratori. Un sindacato che possa essere contro un'infrastruttura qualsiasi, in questo caso è il ponte, ma non è la prima volta che capita che ci sia la CGIL schierata contro un'opera che è voluta da un governo di centrodestra. È una follia, cioè è un paradosso, è il contrario. Ma da questo si capisce proprio che la CGIL è politicizzata e che si va contro e chi va contro un'opera così strategica voluta dall'Italia, voluta da questo governo di centrodestra, punta sempre dal centrodestra, non soltanto da questo governo. Il ponte è un'opera che chi non la vuole soltanto per motivi ideologici. E quindi è una follia pensare che oggi si possa dire no a un'infrastruttura al sud, dove c'è un sud che ha fame di posti di lavoro, di creare occupazione, di creare benessere, di fare sviluppare l'economia, e quindi un'opera che farà recuperare quel gap infrastrutturale che divide il nord dal sud e che porterà più di 100.000 posti di lavoro. Oggi viene ancora una volta, per motivi ideologici, soltanto ideologici e politici, attaccata da Landini
che è lo stesso Landini che ha fatto quel flop di qualche settimana fa che ricordiamo al referendum. Infatti, senatore, ma ogni volta in cui si parla di questo benedetto ponte, puntualmente sui social i discorsi sono e vabbè, però tra Messina e Palermo c'è ancora la ferrovia a un binario solo. Vero pure questo, Però, per ecco, carità. la interrompo subito. Eh, Proprio a chi dice questo vorrei ricordare che tra Messina e Palermo 20 anni fa non esisteva l'autostrada, non c'era l'autostrada 20 anni fa. me lo ricordo. E cosa c'entra il ponte? C'entra perché il ponte, grazie al ponte, cioè grazie a un'opera che ancora non esiste, 20 anni fa il governo di centrodestra con l'allora presidente Berlusconi riuscì a realizzare, a trovare i fondi per gli ultimi 4 lotti che mancavano della Messina-Palermo, perché venne inserito il ponte a chiusura del corridoio scandinavo-mediterraneo, e quindi allora si trovarono i fondi, il governo riuscì a trovare i fondi per completare l'autostrada. Ecco cosa c'entra. Il ponte è un grande attrattore di investimenti pubblici e privati, lo ha fatto già allora, adesso si ricomincia a parlare in maniera più intensa da quando è stato eletto questo governo, a guida Meloni, con un ministro delle infrastrutture che ne sta facendo una battaglia senza precedenti, e quindi oggi si ricomincia a parlare di ponti, si mette in moto tutto un meccanismo, un'economia, il gruppo Ferrovie dello Stato che investe in Sicilia per il raddoppio ferroviario e quindi per l'alta capacità. Che io voglio ricordare sempre, l'alta velocità non può mai arrivare in Sicilia se non viene realizzato prima l'attraversamento stabile, perché il treno dell'alta velocità non è scomponibile come quelli che oggi si spezzettano per essere imbarcati in un traghetto. Certo. E aggiungerei un'altra cosa, visto che lei parlava del ponte come attrattore. Io sono così vecchio da ricordare che prima del completamento dell'autostrada Messina-Palermo, quando si viaggiava sulla statale tra Cefalù e Rocca di Caprileone, dove l'autostrada non c'era, dovevi anche sperare e pregare in aramaico, primo di non beccare i camion, ma soprattutto di non beccare un'altra cosa, e qua c'è davvero da piangere e commuoversi. I tir della Fiat carichi di pande fatte a Termini Imerese. Io me li ricordo. Come no. Credo se li ricorda pure lei, se li ricordi pure lei, o sbaglio? Beh, diciamo, io ho vaghi ricordi di quel periodo, sono un po' più giovane, però scusate, sto squillando il telefono, eccomi, vari ricordi, ma ci sono quei ricordi di quando ancora l'autostrada non era completata, ma ho freschi ricordi di queste file, di queste colonne di macchine incolonnate che attraversano tutta la città di Messina, soprattutto durante l'esodo, nel periodo estivo, nei periodi nei periodi di Natale, di festività, quando c'è più, il traffico diventa ancora più intenso. Come soprattutto no? Poi in estate non ne parliamo, che diventa un inferno quando con 40 gradi è capitato che ci sono state anche 4-5 ore di fila. Infatti, per non parlare di quando c'è maltempo e si bloccano e rallentano o si fermano i traghetti. Nell'86 è successa una roba del genere, fummo gli ultimi a traghettare, poi per 3 giorni si sono fermati i traghetti dal maltempo che c'era nello stretto. Non succedeva dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale. Quindi di che cosa stiamo parlando? Parlano tanto, ma il ponte. Lo vogliamo dire che costa 37 euro attraversare in macchina lo stretto di Messina? Lo vogliamo dire? Sì, i costi sono anche elevatissimi, ma ora lasciamo, io dico, mettiamo un attimo da parte Landini che si fa male da solo quando prende un'iniziativa a cuore come quella del referendum, che è stata una figuraccia sua e di tutto il centro-sinistra. Voglio dire anche, se vogliamo dire tutta la verità, dobbiamo essere obiettivi, nel senso che c'è diffidenza ancora da parte dei siciliani verso quest'opera, questa infrastruttura, perché se ne sente parlare da 50 anni. E quindi perché mai oggi dovrebbe essere il momento giusto? In realtà c'è una differenza tra questo governo e il primo governo Berlusconi che sposò tirò fuori,
il ponte sullo stretto, che se ne parla da più di 50 anni, però Berlusconi si era quasi arrivato, ma allora partì da zero e finì la legislatura. Invece questa volta Salvini prende l'iniziativa in mano, la cosa ecco, è inizio legislatura, ma ha un vantaggio rispetto a Berlusconi che parte da zero, che non partiamo da zero perché abbiamo comunque in dote quei 5 anni di esperienze di progetto esecutivo, certo un progetto che è stato rivisto, che è aggiornato, ma comunque un progetto di 9.400 elaborati non si fa in un mese. Ecco, dopo 2 anni e mezzo siamo arrivati al dunque, quindi all'approvazione del CIPES e l'avvio dei cantieri già probabilmente entro quest'estate, che significa che l'obiettivo nostro di questo governo è chiudere la legislatura con 2 anni di cantiere alle spalle. Quindi a questo punto mi sento proprio di dire che ci siamo forse sicuramente a questo punto per la prima volta nella storia. Certo. E allora in bocca al lupo e avanti tutta, quindi quest'estate si comincia. Sì, assolutamente sì, ormai aspettiamo il CIPES che dovrebbe arrivare entro luglio, ma se non è luglio saranno i primi giorni di agosto, poco cambia ormai ci siamo veramente, ormai non siamo sotto campagna elettorale dove si può dire una cosa piuttosto che un'altra, è giusto sempre dire le cose in maniera corretta, ma voglio dire, mi aggancio a questo ragionamento, il ponte non è mai stata una promessa elettorale. Il ponte c'è chi l'ha voluto veramente, come lo voleva Silvio Berlusconi allora e come lo vuole Salvini oggi, e poi c'è una sinistra che quando va al governo di ponte non ne vuole sentire parlare. Certo, esattamente. Bene. E non c'è altro da aggiungere, direi. Benissimo, senatore, io la ringrazio. Ci sentiamo allora per l'approvazione. Dopo l'approvazione del CIPES mi aspetto una vostra telefonata. Va bene, teniamoci in contatto, grazie. Viva Ponte e Libertà, grazie. Sempre, buona serata. Pausa e poi torniamo con gli Aha, Take On Me del 1985, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, era la metà degli anni '80 quando gli A-ha cantavano Take On Me, e adesso noi ci facciamo portare via da Suad Sbai perché a Milano diciamo che le cose si sono messe in maniera un pochettino particolare. Sapete che c'è stata questa festa islamica nel corso della quale la città è stata ha visto queste scene di questi islamici che si battevano forte fino a sanguinare, ha visto le donne ancora una volta messe da parte, le donne ancora una volta segregate. E allora io ne sono andata a parlare con Suad Sbai, e Suad Sbai ancora una volta ha detto delle cose molto interessanti. Sveva, quando vuoi vai pure. E allora la gratita ospite di questa sera che torna tra noi è Suad Sbai. Lo sapete, Suad Sbai è già stata parlamentare, giornalista e responsabile del Dipartimento Integrazione della Lega. E allora, Suad, io ho qui tra le mani il Tempo di stamattina, dove la brava collega Giulia Sorrentino parla della Shura di Milano, cioè questo festeggiamento, questa ricorrenza religiosa islamica di Hussein, l'imam nipote di Maometto morto nella battaglia di Kerbala, donne separate dagli uomini con servizio d'ordine in rosa, e poi tu intervieni con un tuo commento, sempre a pagina 2, dove tu dici Milano non può essere bandiera del patriarcato. Allora, la domanda iniziale è proprio questa. C'è secondo te un limite, o quali possono essere i limiti tra la tolleranza culturale e la sicurezza pubblica? Perché voglio dire, qui parliamo di autolesionismo e di segregazione di genere, perché abbiamo le donne chiuse da una parte e gli uomini che si battono tra di loro. Cioè, com'è questo rito? Ben trovata intanto. Grazie dell'invito Grazie a te. e grazie anche dell'interesse. È un tema, secondo me, che andremo sicuramente andremo a affrontare anche nel futuro, perché è un tema molto, ci tocca molto da vicino, un tema che non è solo, diciamo, prima era solo sciita, iraniano, si fermava lì, oggi è Aishura, sono due Aishura, c'è una Aishura dove si festeggiano con le caramelle e i regali dei bambini nella parte, diciamo, sunnita, cioè dall'altra parte c'è il pianto per un commartire, che è Hassan, insomma, il figlio di Ali, che è morto nella battaglia, stiamo parlando del 680, insomma. Sì. Il rispetto delle diversità, sì, culturale, diciamo anche religiosa, deve essere accompagnata senza dubbio, senza neanche né se né ma né un optional, delle norme, diciamo, che garantiscono la sicurezza e anche diciamo, la dignità anche pubblica. Pratiche come questa, Matam, quella che si battono al petto fin sangue proprio, cioè autolesionismo totale in pubblico, che in pubblico, perché alla fine non è che stanno a casa rinchiusi no, e si battono dentro casa loro, sì, tranquilli. No, questa è una manifestazione pubblica che purtroppo è anche comportano anche autolesionismo proprio gravissimo, cioè c'è persone che hanno lasciato anche, insomma, la vita, cioè queste sono cose che succedevano in Iran, soprattutto in Inghilterra, l'abbiamo visto anche in Inghilterra, la Francia lo sta vietando, in Italia ecco, lo permettiamo, e non so, secondo me possiamo rispettare ci mancherebbe altro non rispettare altre, no, la libertà religiosa, ma qui si sta andando oltre, piano piano, non so dove arriveremo. Sono secondo me inaccettabile, perché comunque mette a rischio anche la nostra dentro
dentro questa anche forse questa rabbia può anche sfociare, nel senso, per il momento non è successo, anche con altre rabbie, con altre dimostrazioni dure, che poi ne ho visto molti pakistani, comunità pakistana, molto Bangladesh, ho visto un po' di comunità siriana, insomma, è da tenere, ecco, sotto controllo. Secondo me manifestazioni del genere devono anche rispettare delle norme, diciamo, di sicurezza, perché uno che autorizza, no? Che sappiamo chi autorizza una manifestazione, il minimo, uno ha una descrizione della manifestazione, non mi possono dire ma l'hanno fatto pure l'anno scorso, ma l'anno scorso non avevano fatto quello che hanno fatto quest'anno, nel senso, intanto erano in tanti. Cosa accade? Ecco. Intanto mi sentite? Sì. Sì, perfettamente. Intanto erano insomma una dimostrazione molto, molto forte. Diciamo che ecco, non ho visto uguale, ecco, e secondo me bisogna pensare, chi dà autorizzazione deve anche controllare comunque la sicurezza. Comunque anch'io devo andare in passeggio, lei con la famiglia, con i figli, vedere delle scene così, ma insomma del 680, insomma un po', uno manifesta in silenzio, posso capirlo, manifestare proprio con questa forza, proprio questa violenza, per carità, fa parte della cultura religiosa e ci mancherebbe altro, però secondo me bisogna anche un po' guardare più da vicino e studiarla a fondo. Suad, ma a questo punto però mi sembra chiaro che venga introdotto il tema del rispetto dei diritti umani e soprattutto della pratica religiosa, della libertà di pratica religiosa. La nostra Costituzione dice che tutti possono professare liberamente e pubblicamente il loro culto, purché non contrasti con il comune senso del pudore. Ora il punto è questo: come possono quindi le autorità italiane garantire il rispetto dei diritti umani e delle normative durante delle manifestazioni religiose che hanno delle pratiche che possono essere in potenza dannose o discriminatorie, e però mantenere la libertà religiosa senza lederla? Ma l'abbiamo visto con la legge che avevamo fatto nel 2006, quella sull'infibulazione, cioè era una pratica religiosa per alcuni, barbara per noi, e abbiamo vinta, e quella pratica, insomma, alla fine a tante ragazze non le viene usata, cioè ci siamo riusciti. Qui Sì. bisogna fare un tavolo e discutere questo tema, discuterlo e ripudiare tutta la parte violenta, ripudiarla totalmente. Tu vuoi fare una dimostrazione, sì, vuoi ricordare Hassan, il martire di Karbala, quello che volete, va benissimo, ma una manifestazione silenziosa vale comunque, non è che non c'è bisogno di tanto sangue. Il problema è che libertà religiosa sì, ma cioè, non è che se andiamo a vedere altre diciamo religioni antiche dove mettevano le bambine sottoterra e andava bene, qui non dico che è successo, ma quasi, basta ricordare Noshin Bat, la madre è stata lapidata dentro casa con i sassi dal padre, il fratello e lo zio, e questa ce lo siamo dimenticati. Questi piano piano vanno a riprendere comunque delle abitudini, non lo so, secondo me questo è un atto comunque per me barbaro, cioè una volta sì, va bene, per carità,
sai, 680, uno non ma oggi in pieno Occidente, questo l'ho visto anche in Inghilterra, e dico pieno Occidente secondo me non va ammesso. Non va ammesso senza senso, uno manifesta ma, ricordando una persona, ma non c'è bisogno di tutti questo, tutta questa... E l'autorità serve anche per quello, per salvaguardare tutti noi. È inutile che il Corriere cerca di, oggi cercava di un po' sminuire il fatto, c'è poco da sminuire, qui è una situazione mano a mano sta diventando sempre più, ecco, sono sempre più esigenti, sono sempre più radicali che vengono nel nostro paese, sono sempre più, cioè poi anche, insomma, c'era anche la bandiera iraniana, cioè alla fine cosa c'entra con la parte religiosa? Allora all'interno ci sono anche gruppi che cercavano comunque di dimostrare qualche cosa o mandare dei messaggi, che qui è da capire, e ecco, senza poi parlare della questione femminile, no? Non so se l'hai visto, insomma, Sì, appunto, sai, le donne segregate, messe da parte. Quella sì, è una cosa che mi manda in... Lo sai quanto ci tengo. Cioè quelle donne, insomma, messi come fossero degli animali, cioè velati dalla testa in piedi, velatissime, anche bambine, anche le bambine, anche le ragazze, quelle donne che stanno lì, devono stare là a guardare, devono stare lì. Insomma, è disumano, è disumano. Io ho vissuto, diciamo, ho girato il mondo arabo, tutto il mondo arabo, e non ho mai visto manifestazioni del genere. Manifestazioni viste a Casablanca, Rabat e altri punti, altre parti, ho sempre visto uomini e donne manifestare tranquillamente, ma senza... qui sta diventando troppo, per carità, troppa segregazione, troppa... La donna che facciamo battaglie veramente tutti i giorni, e quali vediamo invece, e come ce lo fanno vedere, no? Come un trofeo. Guardate le nostre donne dove le mettiamo, sotto a 40 gradi sotto il sole, con quel indumento vergognoso che non ha nulla di religioso, ma bensì di una forte radicalizzazione. E qua anche dobbiamo... Ecco, non dobbiamo tollerare questa roba. È qui come se torniamo... Io ieri, quando ho visto questi video, è proprio stata difficile riprendersi, ecco, sarà molto difficile, perché cioè, ho visto cose, insomma, alla fine li vedo a Milano, non li vedo, cioè li vedo in Afghanistan, sì, ok, li vede in Afghanistan, li vedi, posso capire un paese come l'Iran, un paese estremista, radicale, questi paesi qua che non c'è spazio per la libertà, non c'è spazio per l'espressione, non c'è spazio per nulla, cioè, e questo dovrebbe far riflettere anche quei giornalisti, no, del Corriere, non del Corriere, altri che oggi fanno la loro critica banale, si dovrebbe far riflettere invece questo punto, il fatto anche delle donne con questo chador antico, questa vergogna. Per me è una vergogna, cioè, perché non dovrebbe esistere proprio in nessun paese occidentale, punto. Tu vuoi, per carità, professare la tua religione, ma in maniera, io non dico che bisogna, però bisogna muoversi, ecco. Io ho visto la Francia si sta muovendo in quella linea lì, ha tolto questo burkini, cose, lo sta togliendo. In piscina dal 30 giugno non si va più col burka, se vuoi entrare in una piscina entri con un costume. Sono delle regole occidentali, sono delle regole che io ho vissuto anche in Marocco, per esempio, che non si scendeva con il vestito in una piscina, ma si scendeva in piscina con un costume da bagno. Però qui il fatto che ecco, hanno trovato lo spazio, hanno trovato la democrazia, e sulla democrazia dove giocano loro.
più c'è democrazia, più giocano loro. E va bene, non è che possiamo rinunciare alla nostra democrazia, ma nello stesso tempo non possiamo neanche rinunciare al nostro futuro, che è un futuro con questa gente non è un futuro, sarà un inferno, sarà un'avanzata, diciamo, del deserto, ecco, che alla fine ci porterà non so dove. E secondo me non bisogna avere tanto buonismo più che democrazia. È il buonismo, tutto quel buonismo falso che tutti accettano, tutte le culture vanno accettate. No, non tutte le culture vanno accettate. Le culture che rispettano i diritti umani. Sì. Se no, quelle culture vanno rigettate totalmente. Il problema è che c'è troppa ignoranza. Nel momento che uno presenta un documento e richiede di manifestare in piazza, bisogna analizzare punto e chiamare anche gli esperti e analizzare punto per punto. Non sono d'accordo, è il primo charter e torni a casa, perché tanto, capito, qualcuno mi ha dato anche dei messaggi, ma anche noi abbiamo le nostre spazi religiosi dove si battono e appunto abbiamo i nostri, non è che si aggiungono altri più estremisti radicali che hanno anche un loro progetto molto, è quello di occupare un po' il territorio. Questo io la vedo in questa maniera, la vedo che si stanno anche stanno velocizzando anche l'avanzata. Noto che sono nervosi, noto che anche la fratellanza dall'altra parte si sta muovendo più velocemente, come se devono occupare più velocemente il territorio e anche il pensiero. Vaglielo a toglierlo dopo. Servono secondo me bisogna essere concreti, essenziale, promuovere senz'altro sempre il dialogo, ci mancherebbe altro, ma sensibilizzare anche queste comunità affinché possano garantire anche un controllo anche da parte delle comunità per anche, secondo me, proteggere anche una coesione futura, perché i loro figli vivranno qui. Che bisogna offrire a questi figli? A vedere i padri, le madri, la madre trattata, messa in un ricinto. Questo già la parola, capito? Messa in ricinto. Sì. A me non so te, le vacche sicuramente si mettono nel recinto. Mi manda, altro, quei uomini si danno, io lo do, capito? Mi do per dire, non riesco a capacitarmi. No, ma guarda, io a questo punto ti faccio una domanda. Ma supponiamo che a quest'ora del pomeriggio, anziché stare al telefono a sudare di caldo in Italia, noi due stessimo parlando sotto un ombrellone su una spiaggia marocchina. Quante ragazze in bikini e quante in costume intero secondo te troveremmo? Sicuramente nei miei tempi c'erano di più col costume 2 pezzi. Sì. Ecco, molto molto di più, erano tutte. Adesso li vedremo più con un costume intero o con qualche diciamo vestito con la tutina, cioè qualcuno lo vediamo pure. Però stiamo parlando sempre di un paese musulmano, certo. E lì non è che posso mettere bocca sul paese musulmano. Io ho vissuto un'altra cosa, noi abbiamo vissuto un'altra era e anche i giovani che stanno oggi in Marocco vivono un'altra era. Poi c'è la spiaggia delle donne col costume intero, donne c'è di tutto. E il problema qui la vedo dura. Cioè, voglio dire, non è che vanno lì e gli dicono ah no, non sei una buona musulmana, ti devi mettere tutto il cencio dalla testa ai piedi come vogliono fare qui da noi. Ma no. Quindi sono più liberi in Marocco che rispetto a qua. Sì, ma non parlo solo del Marocco, parlo della Tunisia, posso parlare anche dell'Egitto, posso parlare anche di altre paesi, ma assolutamente no. Qui stiamo parlando della radicalizzazione più qua, questi la maggior parte si sono radicalizzati anche qua,
perché ho visto molti giovani nel video e ho visto qualche magrebino perciò convertito al sciismo, cioè anche questo ci deve preoccupare, però ce lo possiamo dire tra me e te. Molte persone mi diranno che vuol dire si sono convertiti al sciismo? Si sono convertiti alla parte sciita, non più sunnita, sempre islamica per carità, però certo Diciamo trovare che si buttano un dal lato sciita, iraniano. ma sì, trovare un marocchino, un tunisino sciita comincia a preoccuparmi ancora di più, vuol dire che il proselitismo anche nella comunità si è fatto molto largo e questo è un problema anche per il stesso Marocco, perché questi poi un giorno dovranno pure ritornare lì e cosa ritrovano? È complicato, secondo me merita attenzione. Tornando alla manifestazione di ieri, va bene libertà religiosa, ma non non in questo modo. Prima guardiamo i diritti, cioè, le donne io lì non l'avrei lasciati, cioè, anche i poliziotti, se saranno poliziotti, li avrei presi, aperto quel recinto e liberato queste donne subito da quel, ma è una cosa inaccettabile, disumana, ecco, disumana. Poco ma sicuro. Suad, allora, noi adesso ci addentriamo nel caldo dell'estate. Il caldo dell'estate naturalmente porta le donne ad andare in giro più leggere e così via. Qualche tempo fa una nostra comune amica, Adriana, è successo sull'autobus di essere ripresa addirittura da un arabo che le ha detto ti devi coprire perché così e cos'ha. Ora non è che Adriana stesse andando nuda o in topless, semplicemente aveva una canotta esattamente come la portano tante donne durante l'estate. Quando cominciano a succedere queste cose, Suad, che vuol dire? Vuol dire che insomma, secondo me bisogna allarmarsi, ecco. Vuol dire che cominciano a fare pressione anche diciamo nei spazi pubblici. E guarda che questo segnale è successo veramente, è successo a un po' di donne, in particolare sì, alla nostra amica Adriana, ma e succede anche alle ragazze di seconda generazione che la maggior parte di loro escono con un velo davanti alla porta di casa, al quartiere, poi se lo tolgono, che ne so, capito, più lontano, diciamo, nei mezzi, e se lo tolgono. Però sono controllati, diciamo proprio la verità è siamo controllati e sarà sempre più controllo da parte dell'estremismo radicale, che oggi ti lascia il segno, perché io so, Diana, quanto ha sofferto e quanto ha sofferto quel momento. Cioè, grazie, cioè, se c'ero io l'avrei comunque denunciato, ripreso e denunciato. Questo bisogna fare, riprenderli. Quando loro riprendono bisogna riprenderli e denunciare i fatti, perché questi piano piano aumenta il loro diciamo il pensiero più radicalizzato, aumenta anche l'esigenza di fare ordine, come la polizia, diciamo, che c'è in Iran, la polizia morale, e cominciano a provare a testare dove possono arrivare, e questo ci deve preoccupare. Una cosa del genere in Marocco, qualsiasi passante sarebbe fermato e preso per il collo, e qui non lo possiamo fare, però denunciamo questi fatti qua. Dice sì, però io vado al carabiniere, denuncia, ma anche i carabinieri devono avere una sensibilità maggiore, dico carabinieri e polizia, su questo tema qui. Bisogna, ecco, formare un pochino, loro sono formati, per carità, ma avvertirli su questo nuovo fenomeno che mano a mano ci lascia dei segni, o vuoi non vuoi ci lascia dei segni, perché cominciano a guardarti, cominciano a minacciarti, cominciano finché tu, capito, il giorno dopo fai fatica a uscire da casa
fai fatica, allora ti devi coprire. Ma su questo lo vedo con tante ragazze di seconda generazione, purtroppo lo vediamo in Francia, lo vediamo quanto sono, ecco, vivono questo dramma, ecco, della polizia, diciamo, morale, fai da te, ecco, fai da te, fatta da moschee che mandano in giro questi personaggi e mandano in giro anche le donne velate, e questo insomma sono state anche scoperte in Francia. Mandano in giro, li fanno fare tante passeggiate per vedere le reazioni e per abituare, perché no, la comunità a quell'indumento, e noi a quell'indumento non ci dobbiamo abituare. Appunto. La lotta di civiltà passa anche attraverso queste denunce. Suad, riusciremo Sì. a fermarli, secondo te, per concludere? Certo, sono certa, però con le leggi, si fermano solo con le leggi. Oggi io sono felicissima di aver contribuito per la legge contro l'infibulazione. Oggi il vero e grosso problema anche è una infibulazione, perché tu che rinchiudi le donne, li muri, queste donne non partecipano alla vita sociale, economica di questo paese, non partecipano a nulla. Lasciamo perdere quelli che sono d'accordo e vanno a sfilate e sono pagate. Noi dobbiamo ecco, trattare il tema con delicatezza e vedere quelle donne che soffrono dentro a quel velo, cercare di liberarli, come facciamo con l'associazione ogni volta che ci capita. Ecco, la ricordiamo a tutti, ACMID Donna è l'associazione della nostra Suad. Grazie. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sentimentale, questa notte infinita, questo cielo autunnale, questa rosa appassita, tutto parla d'amore al mio cuore che spera. Rinnovate la linea, Antonino. Antonino, mi senti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto che
più grande. C'è stato un risveglio. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 5 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1028 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Diamo un'occhiatina alle agenzie, apriamo brevemente il telefono allo 0292947222. Allora, eccoci qua, diamo un'occhiatina. ANSA, visita di Meloni all'ANSA, fonte credibile e autorevole per gli 80 anni dell'agenzia. La Premier ha incontrato il presidente Giulio Anselmi, il direttore Luigi Contu, si è intrattenuta con i giornalisti nella newsroom dell'agenzia. Ancora, la guerra commerciale, Trump, oggi le prime lettere sui dazi, convocati per fare il punto gli ambasciatori dei 27 paesi dell'UE. E poi naturalmente abbiamo l'estate, abbiamo il maltempo che arriva, 7 ragazzi sorpresi su un isolotto sul Piave, sono in corso le operazioni per recuperarli. E poi evaso dopo la laurea anche la fidanzata è irreperibile, questo galantuomo che era stato condannato per la strage di Corinaldo in cui erano morti alcuni ragazzi più una giovane madre. La visita a Zagabria, Mattarella, l'UE una rete commerciale aperta per la pace. E poi ancora la Belloni, Elisabetta Belloni, che ricorderete era stata anche data come potenziale quirinabile alle ultime elezioni presidenziali. La Belloni lascia il gabinetto di von der Leyen, Ursula sulla mozione di sfiducia, caccia alle streghe. Presidente della Commissione UE, alcuni membri hanno preoccupazioni, tutto ciò è più che giusto, siamo pronti a discutere. Sono quasi le 19:08. Un'ultima cosa che vi voglio dire, per offesa alla morale, danzatrice del ventre naturalizzata italiana arrestata in Egitto. E per adesso la diplomazia italiana non sta cavando un ragno al buco perché gli egiziani dicono no, è prevalente la nazionalità egiziana e quindi noi li teniamo in galera. Questo è quanto dicono appunto gli egiziani. Trump, già che c'era anche pubblicato la lettera a Giappone e Corea del Sud, per adesso dazi al 25%, sono dazi amari. Donald Trump posta sul suo social Truth le lettere sui dazi inviate a Giappone e Corea del Sud. Nelle due diverse missive il presidente annuncia dazi al 25% sui prodotti del Giappone e dalla Corea del Sud che saranno imposti dal 1 agosto. Quindi la situazione comincia a farsi abbastanza tesa, ma non è detto che sia Trump il vincitore di questa guerra commerciale. Le guerre commerciali non portano mai bene a nessuno. Più in generale le guerre non portano bene a nessuno, ma se sono commerciali peggio ancora. Vi dicevo dei ragazzi sul Piave, una piena improvvisa sul fiume Piave ha sorpreso un gruppo di 7 ragazzi sopra un isolotto a Fagarè di San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. Si tratta della stessa zona in cui il 18 giugno scorso un giovane era morto annegato nelle acque del fiume, mentre assieme ad amici si trovava in una delle spiaggette sul greto del Piave. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco su M118 che stanno operando per farli tornare a riva. Bene, avete ascoltato al rientro Wanda Osiris con Sentimental del 1949, perché adesso con Carla De Bernardi nella grande città parliamo di lei e di molte altre attrici sepolte al cimitero monumentale di Milano. Grazie per averci seguito, ci salutiamo poi con Yabba, The Winner Takes It All del 1980, ci ritroveremo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Trovarci l'infaticabile Carla De Bernardi, una donna che ha una grande pazienza, visto che passa tempo a raccontare a me e a tutti noi le grandi storie della città di Milano. Carla, allora, questa settimana noi torniamo al cimitero monumentale e soprattutto io adesso avvio la condivisione dello schermo e faccio vedere a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali video, quindi l'app e tutto il resto, ecco questa bellissima donna che si chiama Ilka Scarneo. Chi è? Sì, allora, premetto che al Monumentale ci sono più attrici, non come dire contemporanee e non quelle romane tipo, che ne so, Monica Vitti o Mariangela Melato. Per quanto Mariangela Melato, sai, ha vissuto un sacco a Milano ed è citata nel Samedio, però ci sono delle attrici sepolte al Monumentale che sono state delle importanti nella loro carriera, ma alcune vengono ancora ricordate, ma insomma questa in particolare, Nella Regini in arte Nilla Scarneo, credo che la conoscano in pochi. Io ti ho mandato una foto della tomba, perché la foto della tomba è molto bella. Adesso arriva. La foto della tomba eccola racconta... qua, un momento, no, questa non è, questa è. Eccoli qui. Ecco, questa qui è lei con il marito Giorgio Maroni, che tutti quelli che al Monumentale credono di saperne un sacco lo chiamano Moroni e poi invece si chiama Maroni, perché ci sono persone che pensano di saperla lunga e poi cadono su dei dettagli come questo, ma comunque non importa. La Ilka Scarneo è stata un'attrice di operetta. Sì. Lei è entrata nella compagnia di questo qua che si chiamava Carlo Lombardo, in arte Leombard o Leblanc, che era un nobile, adesso non mi ricordo di quale città, però lo troviamo sul web, il quale fu il re dell'operetta, del vaudeville, no? E quindi arruolò, come si dice, non arruolare, si dice, come si dice, ingaggiare. Ingaggiò questa bellissima signora che fece un successo strepitoso. Non aveva una voce così pazzesca, ma era talmente bella e brava a recitare, e poi si metteva tutti, sai, questi costumi che si usavano nell'operetta, sì. E quindi aveva un successo folle, tant'è che dicono che si innamorò di lei, si invaghì, insomma, vedendola sulle scene il duce, scatenando l'ira della figlia del duce e anche della Claretta, perché lui insomma parlava di questa attrice con grande entusiasmo, non so poi se l'ha veramente corteggiata o cosa. Comunque si sa che scatenò la gelosia delle donne di Mussolini. Eccola qua, Ilka Scarneo. Ecco, lei ebbe una carriera abbastanza lunga, ma non lunghissima, perché a un certo punto si ritirò dalle scene, quando probabilmente pensò di essere ormai un po' passatella, diciamo così, preferì ritirarsi dalle scene piuttosto che, come dire, annoiare oppure diventare un'attrice meno brillante di prima e meno agile, perché lei in queste sue rappresentazioni di operetta ballava, cantava, ne faceva di tutti i colori, quindi doveva anche essere un po' atletica. Beh, certo, atletica. E aveva sposato questo Giorgio Maroni che era un industriale, un imprenditore e che nulla aveva a che fare con la sua carriera. Però lei commissionò la tomba di loro due che dormono vicini, vedi? Io ti ho mandato una foto della tomba intera, però, perché nella tomba intera si Vediamo vedono... un attimo, perché non so se ci sia la tomba intera, mi sa. A me sembra di avertela mandata.
Io li ho ravvicinati qui, però possiamo fare un'altra cosa, No, guarda. se vuoi te la mando via mail in un minuto. Mandamela un attimo, anche via WhatsApp, che così la prendiamo No, subito. perché via WhatsApp non ce l'ho sul telefonino. Te Ah, la mando ok. subito. Allora, aspetta che ci metto un secondo, così la vedono. Ecco, foto. A me sembra di avertela mandata, che cretina. Ti ho mandato quella Intanto lì. questa bellissima tomba dove si trova? In che zona del monumentale si trova? Si trova su quello che si chiama circondante di Ponente. Sì, Aspetta, Ilca, eccola qua. Eccola qua, ti mando la tomba intera. sì. Eccola qua. Aspetta che non vorrei avertene mandato, no, non te ne ho mandato una troppo pesante. Eccola qua, te l'ho mandata. Ti confermo che purtroppo non c'era quella tutta intera. Che Comunque. strano. Ok, ecco te l'ho mandata. Ok, allora adesso la dovrei ricevere. Adesso ti arriva. E si trova nel cosiddetto circondante di Ponente, che è una parte il monumentale è fatto come una specie di piroscafo. Sì. Tu hai una poppa molto larga, dove c'è il Famedio, che è il Pantheon, ci sono gli uffici, le gallerie, eccetera. Poi si restringe verso appunto i circondanti, che sono delle strisce più sottili di tutto il resto, proprio delle strisce sopraelevate, che poi confluiscono all'apice del monumentale, che è dove c'è il tempio crematorio, che è stato il primo tempio crematorio in Italia, in Europa, tra le altre cose. Questo circondante si chiama così proprio perché circonda il monumentale e lo chiude. Poi negli anni 30 a Ponente hanno aggiunto degli altri reparti, quindi non è più la parte di cinta del monumentale, e idem dall'altra parte, cioè a Levante, hanno aggiunto un altro reparto, eccola qua, lo vedi? Un altro reparto esterno, per cui è ingrandito il monumentale. Ecco, questa ci tenevo a fartela vedere perché loro due, coperti da un sudario, lei aveva commissionato all'autore, che si chiama Riccardo Pitter, sì. che è un autore che ha fatto tante cose al monumentale, bravissimo, che secondo me non ha avuto il successo che merita, ispirato dallo stile novecentista, no? Quello che c'era negli anni 20-30, della scuola un po' fondata da Margherita Sarfatti, e lui ha fatto quest'opera in cui lei voleva essere nuda e voleva che anche il marito fossero nudi, perché la nudità rappresenta l'anima. Cioè, quando tu vedi una opera nuda al monumentale vuol dire che quella è un'anima, e ci sono opere nude al monumentale, ma forse questa, per la posizione, vedi, a pancia in su, era un po' troppo esplicita. Per cui la commissione artistica del monumentale, che c'è sempre stata e tuttora, è soltanto una roba burocratica, non è più una commissione artistica vera e propria, cioè non valuta le opere per il loro valore artistico, ma le valuta così a casaccio, cioè mette un timbro e le fa passare. Allora invece era una vera commissione artistica, e quindi venne bocciata l'idea che questi fossero senza veli, e l'autore Riccardo Pitter aggiunse un sudario. E vedi, loro si tengono per mano e dormono nel senso che sono morti. Certo. Sul basamento su cui riposano c'è la maschera della commedia, che è l'arte nella quale eccelleva la nostra Ilka. Tu hai fatto vedere una sua foto vera prima. Sì, eccola qui. Ecco, questa qui, vedi com'era bella, e qui è proprio vestita come negli anni ruggenti, no? Sì. Molto truccata, e quindi a un certo punto si ritira. Lei aveva delle proprietà, molti gioielli, anche dei soldi evidentemente, e lasciò tutto con grande generosità alla, come si chiama, alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. Ah, però. Perché non ebbe figli. Bellissimo gesto. Non ebbe figli, il marito non so se morì prima o dopo di lei, ma comunque lei lasciò tutti i suoi beni a questi qua. Ed è un'attrice che ha avuto un enorme successo, ma che io credo, vabbè, cioè, quando vedi quelle trasmissioni, faccio una piccola diversione, in cui chiedono ai giovani chi è il Presidente della Repubblica, e rispondono a papocchio, ci rendiamo conto che proprio nessuno può sapere
a meno di essere piuttosto anziano, che è Ilka Scarneo, no? Appunto. Cioè, non è Greta Garbo e non è Marilyn Monroe, però è stata una grande attrice, quindi è un peccato che non la si sia ricordi. ricordata. Io la ricordo ogni volta che faccio delle passeggiate al Monumentale su San Valentino, perché è una storia d'amore quella molto bella. E ti dirò che andando a perlustrare il web, cercando appunto di ritrovare le notizie di Ilka Scarneo, ho trovato una pagina di una, che so benissimo chi è ma non faccio il nome, che è veramente una persona antipatica, perché ha copiato la mia passeggiata di San Valentino, perché l'ho inventata io nel 2016, e tutti gli anni i giornali, i quotidiani mi fanno una grande pagina perché è stata un'invenzione abbastanza divertente, no? La passeggiata di San Valentino. Questa qui me l'ha copiata, non solo mi ha copiato la passeggiata, mi ha anche copiato lo slogan, chiamiamolo così, perché io dico sempre, lo chiamo fino a che morte non vi riunisca, perché il detto è fino a che morte non vi separi, esatto. no? E io invece l'ho girata, che mi piace di più, in fino a che morte non vi riunisca. E questa signora mi ha rubato anche il mio slogan. Pazienza. Quando ti copiano vuol dire che hai fatto una buona cosa. Esattamente. Mettiamola così. E comunque io quando faccio questa passeggiata di San Valentino faccio vedere Ilka, e anche quando faccio la passeggiata su attori e attrici, perché non ci sono solo attrici, adesso continuiamo con le attrici. Esatto, questa è Dina Galli, per esempio. Questa è Dina Galli, adesso ne parliamo. Però l'inciso è che al Monumentale ci sono anche attori. Ti faccio un esempio. C'è il grandissimo Gino Bramieri. Immenso. E noi una volta siamo andati a trovarlo e con una persona che raccontava le sue barzellette stupende. E com'è che era? Nonno Felice. Nonno Felice, che abitava in una strada in Corso di Porta Romana, e c'è una strada a Gino Bramieri a Milano dove c'è Viale Montesanto, insomma ci sono altri attori al Monumentale. Tra le attrici c'è anche Lina Volonghi, che però purtroppo non ha una tomba artistica, ha una celletta delle ceneri in una parte del Monumentale dove c'è tutta una parete di cellette e la Volonghi è lì. Ma per esempio c'è Walter Valdi, tanto per dirtene un altro vicino a lei. Adesso parliamo di Dina Galli, perché Dina Galli è un'altra attrice con una fortissima personalità. Questa è lei, vedi? Un critico che si chiama Renato Simoni l'ha definito di stralunata comicità. Lei era un'attrice comica straordinaria, aveva questi grandi occhi azzurri un po' sporgenti ed era proprio brillante, divertente, quasi ridicola, ironica. Era un'attrice amatissima dal pubblico, tant'è che il suo monumento è stato fatto proprio da un comitato per le onoranze a Dina Galli, perché proprio quando è morta si è creato un comitato per onorarla e hanno fatto questo monumento in bronzo che tu prima hai fatto vedere. Sì, eccolo qui. Eccolo, di un ceramista molto bravo che si chiama Biancini. È l'unica opera di questo Biancini al Monumentale, è molto bella. Vedi lei, perché si copre la faccia? Si copre la faccia perché lei ha avuto tanti volti, lei ha impersonato tante attrici e quindi il suo volto è sparito dietro quello dei personaggi che ha interpretato e quindi lei se lo copre. E però sbircia tra le dita con gli occhi, no? Lo vedi? Certo. In mano tiene appunto la maschera della commedia che ride. Sì. E lei è in abiti antichi, in abiti da attrice greca, cioè dei sandaletti deliziosi. Lei ha sempre fatto l'attrice comica, però il suo sogno era fare anche l'attrice drammatica. Era l'attrice preferita di, come si chiama, Edoardo Ferravilla, l'impresario, che riposa esattamente di fronte a lei. Cioè al Monumentale tu vedi questa tomba, se potessi spostarti un po' a sinistra oltre quel vialetto, ci sarebbe la tomba di Edoardo Ferravilla, che era il suo grande amico. Lei, tra l'altro, una curiosità, scampò all'attentato dell'Hotel Diana nel 1921, cioè ci fu un attentato anarchico, morirono un sacco di persone, lei era lì col marito e fu tra gli scampati, non fu tra quelli che persero la vita. E quindi ha avuto anche questa fortuna nella sua vita. Certo. Dina Galli ha interpretato un film
appunto voleva fare anche delle parti più importanti, che si chiamava Felicita Colombo. Allora, il film Felicita Colombo è abbastanza famoso, però è una roba sempre di quegli anni lì, no? Lei mi sembra che muoia nel 51. Felicita Colombo è la storia di una figlia di un salumiere. Lei dice che nella sua vita non voleva fare l'attrice, ma voleva fare la salumiera, cosa che probabilmente non voleva. Comunque lo fa nel film ed è una storia divertente e molto emblematica, perché della figlia del salumiere si innamora un nobile, un conte, un aristocratico. E naturalmente il padre del conte, del conticino, si rifiuta di farlo sposare alla salumiera, o salsamentiera, come si diceva allora, perché non era al suo livello. Poi però scopre, il conte era conte ma non aveva tanti soldi, ecco. Scopre che la salsamentiera è ricchissima, perché il padre con la salsamenteria aveva fatto un sacco di soldi. E allora il papà dà finalmente permesso alle nozze, perché così rimpingua le sue finanze e la salumiera diventa contessa. E questo si chiamava Felicita Colombo. Lei cominciò per caso, sai che tante volte le carriere degli attori cominciano perché devi sostituire uno, tipo non so, anche i soprano, magari, o i tenori alla Scala, c'è uno che ha mal di gola e allora la seconda parte subentra e a quel punto ha un successo favoloso e diventa la star. E lei fa esattamente questo perché la Irma Grammatica, che era una grande attrice drammatica della compagnia Talli Grammatica Calabresi, che è stata una compagnia, tra l'altro anche Talli è sepolto al Monumentale, tanto per dire, una compagnia molto importante, la Irma Grammatica si rifiuta di fare la Dame de chez Maxime, perché era appunto un'operetta comica, un vaudeville, e lei dice no, io dall'alto della mia... era un'attrice impegnata. Esatto. E allora chiamano Dina Galli, la quale ha un tale successo che da lì in poi spopola. E niente, quindi c'è questo bellissimo monumento che la ritrae, non piace a tutti, c'è anche qualcuno che mi ha scritto non mi piace questo monumento, ma allora i gusti sono gusti, non so come dire, no? A me piace perché mi diverte questa qui che si copre la faccia. Poi Biancini è stato un grande artista, Biancini è proprio un ceramista. Decisamente. E lui ha fatto, per esempio, tanto per divagare sempre come faccio io, un altare con le nozze di Cana in quella chiesa chiamata la chiesa dell'autostrada. È presente? Quella dell'autostrada del Sole, che è a Firenze. Quella allo svincolo, no? Sì, esatto, tra la 1 e la Firenze Mare. Esattamente. Sì. E lì c'è un altare di ceramica delle nozze di Cana e l'ha fatto Biancini, che ha lavorato tanto a Faenza, è uno molto importante Biancini, ma anche lui fa parte di quegli artisti che il grande pubblico non conosce. E io ti dico, se non mi fossi messa a un certo punto della mia vita a studiare e a curiosare al Monumentale, non conoscerei questi artisti, perché non li trovi sui giornali, non li trovi nelle cronache, non li trovi nei libri d'arte. E quindi io mi sento molto fortunata di aver scoperto tutta quest'arte che non è affatto minore, ma che non è così conosciuta. È chiaro che i collezionisti di Biancini te lo osannano, io ne conosco uno che ne ha tanti e parla di Biancini come di un artista strepitoso, ed è vero, ma tu prova a chiedere a 10 persone chi è Biancini e probabilmente tutte e 10 ti dicono Bianché. Appunto. Quindi, capito, abbiamo fatto allora la Dina Galli e la Ilka Scarneo. La Ilka è un po' prima della Dina Galli, credo, perché la Dina muore nel 51, la Scarneo non mi ricordo, ma mi sembra che forse la Scarneo muore più, vabbè, non è importante quando muoiono, comunque hanno queste due bellissime tombe. Poi al Monumentale non ci sono solo loro come attrici, vabbè, c'è Franca Rame, che è la moglie di Dario Fo, e loro riposano in 2 colombari, uno sull'altro, vedi? Queste tombe a muro si chiamano colombari, vedi, sotto c'è la Franca e sopra c'è lui. Quando è morta lei, che è morta prima di lui, col direttore del Monumentale, che non c'è più, siamo andati a cercare proprio 2 posti che potessero, quando è morta lei, un posto che potesse avere poi vicino il marito quando fosse arrivato, perché che sarebbe arrivato era
nella logica dell'umanità, chiaro. no? Quindi, insomma, poi non gli abbiamo neanche portato sfortuna, perché comunque ha vissuto altri 10 anni e poi è Come morto a no, 90 io l'ho anni. visto una volta, stavo aspettando il treno alla stazione Termini, io dovevo andare verso Milano, e fu dopo, appunto, fu nel 15 credo, fu dopo appunto la morte di Franca Rame. Mi ricordo lui che scese ed era un uomo alto, imponente, Sì, Dario altissimo, Fo. dinoccolato. Sì, imponente, con Sì. questa testa alzata, e ammetto che in maniera irriverente, molto irriverente, io ho pensato nel mio dialetto, vivi che tisu, guarda come è tonico. E poi me ne sono pentito perché non si profanano i templi. Dario Fo era veramente un grande, e ammetto che ogni tanto pure io mi cimento e faccio la resurrezione di Lazzaro. Ah sì, sì, beh, poi lui ha fatto delle cose fantastiche. Poi tra l'altro al Monumentale c'è lui, c'è Gaber Sì, e c'è Iannacci. Hai presente quella infatti. meravigliosa foto di loro tre che ridono? Come no, come no. E Ecco, quante e son canzoni hanno scritto assieme, e quante cose hanno tantissime, fatto. tantissime, tantissime. E quindi i tre amiconi, i tre giullari, perché lui era un giullare, no? Sì. Era un giullare. Ma Poi si era scusa, inventato quella lingua strana, il Gramelot, sì. era una specie di lingua medievale incomprensibile che però voleva essere incomprensibile. Al scusa, se chi che se fa il miracolamento Kiraloca che arriva Gesù e fa due segni e tu che Ecco, resuscitando 3 giorni. Bravo, bravo Jesus, ladro! Vai. È questo che tu reciti? Sì, una volta l'ho fatta per intero in trasmissione e ancora mi chiedo perché non mi abbiano cacciato dalla radio. Non per motivi, diciamo, disciplinari, ma per lesa milanesità. Però vabbè. No, Sì. vabbè. Comunque, questa è un'altra storia che io racconto alla passeggiata di San Valentino, perché loro recitavano insieme, credo nella compagnia di Franco Parenti, e lui era alto, dinoccolato, magro, che si muoveva appunto come un giullare, con questa grande testa, questi dentoni, questo nasone, non era Sì. proprio un ragazzo attraente. Lei era bellissima, bionda e Sì, ha bellissima. voglia. E lui non aveva il coraggio di corteggiarla. Però lei a un certo punto gli dice: andiamo a cena insieme stasera? E lui dice: no, assolutamente no. E lei si offende, dice: ma deve aver pensato, ma come si permette questo scarafone di rifiutare il mio invito a cena? Insomma, insiste e lui, timidissimo e vergognosissimo, ammette che il problema è che non ha i soldi per portarla a cena. Ecco. E allora decidono di comprarsi un panino e vanno al Castello Sforzesco e si mettono nel fossato, era estate, a guardar le stelle. E lei dice, o lui dice: speriamo che non aprano l'acqua. E l'altro dice, o l'altra: ma figurati, c'è la siccità, è estate, figurati se sprecano l'acqua così. E in quel momento parte il getto dell'acqua. Straordinario. E questo lo raccontano loro lei nella sua biografia. E quindi abbiamo anche Franca Rame, poi abbiamo la Marta Abba, che ha una tomba molto semplice, quindi non te l'ho mandata quella di Marta Abba. Ma abbiamo questa figura che tra l'altro è la canzone con cui abbiamo presentato la puntata di stasera, sentimentale, questa rosa appassita, tutto parla d'amore come un dolce segreto. E lei è seppellita poco lontano da Bramieri, perché al Monumentale c'è anche una grande terrazza a levante. Levante e Ponente sono i due settori del Monumentale. Vandissima. No? Lavandissima, la quale è stato un personaggio strepitoso. Anche di lei si invaghì il duce. Però dovette togliersi una consonante dal cognome perché era troppo esotica. La chiamò Wanda Osiri. Sì. Osiri, perché Osiris era esotico. Tra l'altro sembra che Osiris venisse da una, come si dice, crasi tra il nome Iside e Osiris, che sono le divinità egizie. E quindi lui il duce le fece cambiare il nome in Osiri. Chi la chiamò Lavandissima fu Orio Vergani, lo scrittore, che tra l'altro è seppellito anche lui al Monumentale. Perché guarda, il Monumentale è veramente il tempio di Milano, cioè ci sono tutti.
Wanda Osiris usava fare delle cose strepitose. Scendeva da queste scalinate col turbante, con queste pellicce, usciva dalle scatole a forma di conchiglia, aveva preso spunto da dei musical americani di un tale Busby Berkeley, che faceva questi vaudeville, e anche lei faceva queste cose qui. Poi scendeva da queste scalinate e affiancata da dei boys in tight, credo, quindi dei ragazzi molto belli, molto attraenti, e lei diceva che li sceglieva per la loro intelligenza, ma invece li sceglieva perché erano bellissimi e coreografici. E lei scendeva dalle scale, a volte appunto le famose scale di Wanda Osiris. E buttava rose baccarà, che sono quelle con il gambo lungo, sul pubblico, ma prima di buttarle le profumava col suo profumo che era Arpege. Quindi un personaggio straordinario, la Wanda. E quindi è sepolta anche lei lì, e vedi, lì hai fatto vedere la foto, mi sembra che nella foto lei abbia proprio un turbante, perché lei aveva sempre questi turbanti in testa, era un po' come anni dopo Moira Orfei. Moira Orfei, ma anche, che era più chic però, più bella e più chic, la Valentina Cortese. Era un'altra sempre avvolta in veli. Io l'ho fotografata tante volte, Valentina Cortese, era molto fotogenica perché era bellissima. La Wanda non era molto bella, però faceva scena. E quindi l'ultima di cui volevo parlarti è Marta Abba, che è stata la musa di Pirandello. Sembra che si siano scritti 500 lettere, ma non è mai stato provato che fossero amanti. Lei è sepolta al riparto esterno di Ponente, vale a dire, allora, il circondante dove c'è la nostra amica Ilka è all'interno del muro di cinta. Quando negli anni 30 hanno aperto un altro reparto all'esterno del muro di cinta, perché non c'era più spazio, quello si chiama riparto esterno di Ponente, e lì sta la Abba. E lei è famosa per le sue interpretazioni drammatiche, era una grandissima attrice. Mi sembra che esordì col Gabbiano di Chekhov, ma la cosa, l'aneddoto che possiamo raccontare di lei, perché poi di queste vite qui, se tu vuoi sapere la storia, te la vai a vedere sul web. Era bellissima anche lei, vedi che volto meraviglioso. Se vuoi sapere la loro storia, la loro biografia, ormai troviamo tutto tramite web, no? Allora c'è un aneddoto, che sono le cose più divertenti, quelle che io vado a cercare per caratterizzare un personaggio. Lei fu la prima ragazza avvistata in bikini, la prima che osò a Castiglioncello mettersi in bikini, creando un grande scandalo, perché nessuno si era messo il bikini. Il bikini era stato inventato in Francia nel 1946 da due francesi che avevano inventato tutti e due il bikini, e lei fu la prima che se lo mise. Ma poi, invece, andando a studiare, a cercare la storia del bikini, si scopre, e tu sicuramente, se te lo dico, ti ricordi benissimo e lo sai meglio di me, che i mosaici della Villa del Casale, bravo, hai visto che ti ho imbeccato, ci sono le ragazze in bikini. Infatti. E questa è la nostra Marta Abba. Poi c'è anche Luisa Rossi, che è un'attrice sempre degli anni direi 50-60, che però anche lei c'ha una celletta, e quindi non ti ho mandato la foto perché non ne vale la pena. Queste qui, vabbè, la Wanda e la Abba, sì, anche la Abba sono passate, sono famose. La Wanda sicuramente. La Ilka e la Dina Galli sono per amatori. E poi appunto ci sono anche i loro impresari. C'è Talli, della compagnia Talli Grammatica Calabresi, che fu quello che scoprì la Dina Galli. C'è Ferravilla, che fu un grande amico di Dina e la sponsorizzò molto. E quindi, sai, questa cosa che al Monumentale puoi fare delle passeggiate a tema, io le faccio, perché vai appunto a vedere tutti quelli che sono collegati da un qualcosa che li ha uniti in vita, e che quindi sono storie intrecciate, no? Sono quelli che Calvino chiamava i destini incrociati. E come ti ho detto anche l'altra volta, mi pare, un mio amico filosofo ha detto che noi degli amici del Monumentale, come si dice, disseppelliamo i morti, perché andiamo a raccontare storie che nessuno racconta più.
E quindi oggi stasera ci siamo intrattenute su questo tema delle attrici. Decisamente. E decisamente abbiamo raccontato una parte di cultura italiana non da poco, visto che siamo arrivati Sì, anche è a quello. toccare Pirandello, per cui senti, in Pirandello, che io sono stata a visitare la casa di Pirandello in Sicilia, sì, a Caos, no? sì, la Contrada Caos, Contrada Caos. È un una casa molto caos, sì, semplice, molto bella, e la sua tomba è in fondo al giardino, sono andata a rendergli omaggio. E sai che c'è tutta una storia molto complicata delle ceneri di Pirandello che hanno viaggiato per arrivare a Caos. È stato fatto anche un film, adesso non mi ricordo sì. la storia, però c'è un film molto bello su questo viaggio delle ceneri di Pirandello. Basta. Beh, direi che sia stata come sempre una grande puntata e io ti ringrazio molto, cara Carla. Sì, perché è qualcosa di non così conosciuto, capito? Possiamo anche parlare di cose che sanno tutti, ma queste cose qui di oggi forse qualche piccola curiosità la suscitano. Decisamente, aggiungerei. Carla, senti, allora, la prossima settimana tu non ci sarai, hai degli No. impegni, però in questo luglio così caldo c'è una Milano balneare? Ti lascio con questo dubbio. Certo, però la Milano balneare, tu lo sai, è mezza chiusa, perché c'è l'idroscalo, Sì, che è un posto bellissimo, sì, e poi ci sono delle piscine, ma la metà delle piscine pubbliche sono chiuse. Poi c'è la bellissima piscina I Bagni Misteriosi, dedicata a De Chirico, che è la piscina del Teatro Parenti, quella che ha fatto l'André Ruth Schaman negli ultimi sì. anni, che però è una piscina privata, non è pubblica, cioè ci può andare chiunque, ma i prezzi sono non da piscina pubblica, mentre la Chiaro. Scaroni, il Lido, non so quali altre, sono chiuse. E E allora quindi avremo... dimmi. no, dico, quindi a Milano sì, poi ci sono, adesso hanno appena aperto le Terme de Montel, nelle ex scuderie de Montel, tra l'altro anche la tomba de Montel è monumentale, e quindi ci sono queste grandi terme lussuosissime, ma io credo che lì mia sorella si era informata per andare, il minimo che puoi spendere per un giorno è 70 euro. Mamma mia. E poi magari puoi fare tante cose, però insomma non è alla portata No, di 70 euro sono noi sempre comuni 70 euro. mortali. Bene. Capito? Allora, Carla, grazie come sempre, ci ritroviamo tra 15 giorni. Grazie ancora. Va bene. Un grande bacio a tutti gli ascoltatori e a te in particolare. Grazie, cara, anch'io. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Della gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Ma alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms,
thinking I belong there. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.